Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il professor Quinto Moro, che sarei io. Oggi voglio fare un esperimento sbalorditivo. Sappiamo tutti quanto gli animali, e i gatti in particolare, siano molto più intelligenti di gran parte degli esseri umani, ahimè. Oggi con la collaborazione di una signorina pelosa di 13 anni, cioè la mia gatta che si chiama Sulcis, andrò a dimostrare ulteriormente quanto possano essere intelligenti i gatti. Come? Semplicemente andando a chiedere a Sulcis di parlare, o meglio, miagolare, perché comunque è un felino, di miagolare in corsivo. Pensate un po'. Questo è l'esperimento. Andrò a chiedere a Sulcis di miagolare in corsivo. Adesso la vado a cercare, anche se ho idea di dove trovarla, perché dovete sapere che Sulcis circa 20 ore al giorno le trascorre dormendo, le restanti 4 le trascorre cercando di prendere sonno, quindi ho idea di dove poterla trovare. Andiamo un po' a cercare Sulcis. Ed eccola qui la nostra Sulcis come previsto, stava sonnecchiando. Ciao Sulcis, buongiorno. Senti, dovresti aiutarci a fare un esperimento, hai voglia? Dovresti parlare, anzi miagolare perché sei un gatto, in corsivo Sulcis. Dai, riesci a fare un miagolio in corsivo? Sulcis? Solo un miau. Un piccolo miau in corsivo. Dovrebbe essere una cosa tipo miau. Però io non riesco. Dai, prova tu, Sulcis. Non hai voglia, eh? Sulcis, dai, un piccolo miau in corsivo. Poi ti lascio in pace. Ti do anche una bella coscia di pollo extra come premio. No. Grazie, Sulcis, sei stata preziosissima. A presto. Esperimento fallito, direte voi. E invece no, esperimento riuscito benissimo. Sulcis si è rifiutata di miagolare in corsivo, perché queste stronzate le lascia fare agli esseri umani. I gatti sono molto più intelligenti di noi e questa è stata un'ulteriore prova. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, seguitemi per altri esperimenti o chissà cosa e soprattutto grazie Sulcis. Miau!